Contagi ancora alti in Calabria, 394 nuovi positivi e 4 decessi. Il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì, ha convocato la riunione dell'unità di crisi per valutare e verificare ciò che sta accadendo nella regione sul fronte del contagio. Sempre più sindaci in Calabria adottano misure restrittive per fronteggiare l'avanzata del contagio. Soverato e Montepaone in zona rossa, Luzzi in arancione rafforzato. La regione apre a laboratori privati per processare i tamponi, ma non ne indica nessuno in provincia di Cosenza. Le proteste dell'Unical, discriminati. Il vice segretario dello SMI Calabria denuncia la grave situazione in cui versa il 118 di Rossano. Siamo allo stremo delle forze, nessuno ci ascolta. Si allarga l'inchiesta denominata Genesi che ha portato alla condanna in primo grado dell'ex presidente Petrini. Adesso spunta un altro giudice indagato. La Procura di Reggio Calabria ha emesso 5 misure cautelari per aver favorito la latitanza di Domenico Romeo, catturato lo scorso anno dai carabinieri dalla Compagnia dei Palmi. Finisce 1-1 la gara del Cosenza contro la Reggiana, il gol per i lupi segnato da Gliozzi ad inizio gara. L'attaccante nel secondo tempo cade, batte la testa e viene portato via in barella. La Reggiana pareggia in rimonta con la rete di Varone. Buonasera dalla redazione del TG10. In apertura dunque il punto sui contagi, il consueto bollettino della regione. Oggi si registrano in Calabria 394 nuovi positivi e 4 decessi. Contagi ancora elevati in Calabria, oggi si registrano 394 nuovi positivi, ieri erano 376 con 3.416 tamponi effettuati. Il Cosentino anche oggi è l'area con più contagi, nel dettaglio infatti i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 175, Catanzaro 95, Crotone 50, Vibo Valencia 21, Reggio Calabria 53. Crescono ancora i ricoveri per il Covid-19 in Calabria. In 24 ore sono stati 5 gli ingressi nei reparti di cura. Attualmente i pazienti ricoverati sono 305. Sono 37 i degenti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. 4 i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 762. Intanto il presidente facente funzione Nino Spirlì ha annunciato l'intenzione di riunire l'unità di crisi proprio per valutare l'istituzione della zona rossa in Calabria. Lunedì la decisione. È un arancione molto intenso quello calabrese, confermato nonostante l'incremento dell'indice RT salito a 1,33. La situazione di crescita dei contagi e di sofferenza nelle strutture ospedaliere ha portato però il presidente facente funzioni della regione a valutare un provvedimento più stringente da assumere nei prossimi giorni, previa consultazione del tavolo tecnico. Nino Spirlì annuncia sui social le sue intenzioni in un post che ha come titolo Zona Rossa. Sto predisponendo per lunedì mattina un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze, raccolti pareri e osservazioni, scrive Spirlì, potrò decidere nell'interesse di tutti. Non vi fate fuorviare da pochi facinorosi in campagna elettorale, il timone nelle nostre mani, le vostre e le nostre. Decideremo sempre insieme. Al tavolo tecnico voi siete rappresentati da me, conclude il presidente facente funzioni, anche coloro che blaterano e maledicono, tutti. Novità anche per il personale scolastico residente in Calabria che presta servizio fuori regione, che potrà usufruire di vaccinazione esibendo apposita autocertificazione. Lo comunica il commissario d'acta per la sanità in Calabria Guido Longo in una nota diffusa dal servizio di comunicazione istituzionale del Dipartimento Salute della regione. Quanto alle prenotazioni online, il commissario Longo ha comunicato che nella piattaforma di Poste Italiane sono stati già inseriti 15 centri di vaccinazione con i relativi calendari di prenotazione e che da oggi verranno previste anche le categorie delle persone con fragilità e quelle con età da 70 a 74 anni e da 75 a 79. E sempre più sindaci in Calabria adottano misure restrittive proprio per fronteggiare l'avanzata del contagio. Preoccupa l'aumento dei contagi in tutta la regione, tant'è che alcuni sindaci hanno deciso di istituire zone rosse o, come nel caso del sindaco di Luzzi nel Cosentino, misure più restrittive. Oltre alla chiusura delle attività scolastiche in presenza e soprattutto la chiusura di parchi, giardini, piazze, impianti sportivi e la chiusura anche del mercato settimanale. Abbiamo invitato le forze dell'ordine, il comando locale della stazione dei Carabinieri e il corpo di polizia municipale, a cui va il mio ringraziamento per la collaborazione, a fare i controlli più severi, soprattutto nelle vicinanze delle attività di bar, che questi devono chiudere alle 6 per evitare assembramenti
soprattutto dei giovani. Rosse invece Montepaone e Soverato. Il mio provvedimento consiste nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei punti di aggregazione abbiamo vietato sia il lungomare, le piazze, i giardini e i parco giochi, onde evitare l'ondata epidemiologica che sarà il picco la prossima settimana a seconda dei virologi, e quindi cerchiamo anche di preservare. I contagi su Montepaone non sono tantissimi, sono 5 positivi, poi 1 risultato positivo all'antigenico e 11 provvedimenti di quarantena con contatto con positivo. Però preserviamo la cittadina, cerchiamo di mantenere alta l'attenzione. Preoccupati per un paio di focolai, uno soprattutto all'interno di una scuola dell'infanzia, un asilo, dove la maggior parte dei bambini, 18 su 18, forse 15, sono risultati positivi. Anche qualche genitore, qualche nonno ci ha fatto subito correre ai ripari, stringendo un pochino le maglie e istituendo la zona rossa per il fine settimana, perché Soverato in altri tempi ne saremmo stati contentissimi. Durante il fine settimana, qualche settimana fa, si riempiva in maniera importante, migliaia di visitatori, e questo ci esponeva ad un rischio troppo alto. Abbiamo bloccato anche il mercato settimanale, quello del venerdì, chiuse le scuole di ogni ordine e grado, insomma una stretta che speriamo ci possa portare poi al periodo pasquale in maniera più serena. La Regione intanto apre ai laboratori privati per processare i tamponi molecolari, ma non ne indica nessuno in provincia di Cosenza. Le proteste dell'Unical che dice siamo discriminati. La Calabria è in bilico tra l'arancione e il rosso. Per chi segue ciò che sta avvenendo sul fronte contagi in regione non è una novità. Il guaio è che si fanno pochi tamponi per rintracciare e seguire il virus. Non è per mancanza di buona volontà, ma perché non bastano i laboratori attrezzati in uso nel servizio sanitario regionale. Una lacuna che la regione si porta dietro dall'inizio dell'epidemia. Ma Spirlì se ne è accorto ed ha corretto il tiro. Servono laboratori? Bene, apriamo ai privati. Detto, fatto. Nella serata di ieri firmata la convenzione che apre le porte ad un bel numero di strutture private. Fin qui che c'è di male? Niente, se non fosse che nell'elenco dei nuovi centri assoldati per processare tamponi non ce n'è nessuno nel Cosentino. Sì, nessuno. Eppure è l'area della Calabria più colpita. Ma tant'è. Zero. Delusione, per usare un eufemismo, all'Unical. Già l'università che pure... Sono stati accreditati per la processazione molecolare dei tamponi Covid-19 dei laboratori privati nell'area del Vibonese, del Riggino, del Crotonese, del Catanzarese. Ma nessuno laboratorio accreditato in provincia di Cosenza? Nessuno. Voi avete presentato formale richiesta alla Regione, sì, il mese di giugno. Mese di giugno dell'anno scorso. L'anno scorso. Poi l'abbiamo reiterato a valle di una riunione interlocutoria in presenza... E si era praticamente già delineato un certo percorso. Esatto. Non vi preoccupate perché a giorni vi daremo l'ok. Sì. Invece ieri? Ieri è uscita un'ordinanza che addirittura ha escluso completamente l'area cosentina, che è il 40% del territorio regionale, è la più colpita, la più grande, la più... Ed è questo che è paradossale e che è allo stesso tempo inquietante. Un aggettivo per definire quanto è stato partorito dalla Regione. Ma sicuramente un atto discriminatorio. Adesso i problemi del 118 di Rossano. Turni massacranti al 118 di Corigliano Rossano. Il vice segretario dello SMI Calabria, Sinisbaldo Jemboli, denuncia la grave situazione in cui versa il servizio di emergenza-urgenza. Non abbiamo indennità di malattia, non abbiamo ferie, non abbiamo poi... Hanno cercato di perfino in alcune zone della Calabria di toglierci 5,40 euro ad ore. Quindi hanno tolto quasi 1.000 euro di stipendio ai colleghi di Crotone e Catanzaro. No? Quindi figurati se rimangono o rimaniamo a fare 118. Dobbiamo chiedere alla Regione Calabria cosa vuoi fare di l'unico servizio che funzionava in Calabria, che era il 118? Cosa ne volete fare? Loro ci risponderanno che forse lo vogliono chiudere. Questa è la verità. E ci trattano come la regione più infima del mondo, come se noi non appartenessimo all'Italia. Questa è la verità. E la regione Calabria non ha le capacità
e il commissario non ha le capacità, è una denuncia che faccio, le capacità di gestire questo marasma che con il Covid si è acuito. Anche nel piano vaccinale non sono stati compresi i medici del 118, che è vergognoso. Noi siamo figli di un Dio minore, quelli che salvano la vita umana, che vanno tutti i giorni a prendere i Covid, sono i figli di un Dio minore. E continua la battaglia di Franco Corbelli per chiedere la chiusura delle scuole. Nuova iniziativa del leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli per chiedere la chiusura delle scuole. Dopo aver manifestato davanti al TAR e alla Regione, oggi Corbelli ha scelto un luogo fortemente simbolico per continuare la sua battaglia, Tarsia, dove si sta costruendo il cimitero dei migranti, un modo per ricordare, insieme all'immane tragedia del coronavirus, l'altro dramma dei poveri migranti, uomini, donne e bambini, che continuano a morire. Da questo luogo simbolo, da questo luogo di grande civiltà, io oggi dico, fermiamoci sino a quando sia ancora in tempo. E l'appello è ancora una volta rivolto al Presidente della nostra Regione e rivolto anche alle autorità governative: chiudete le scuole. Pensate per un attimo a cosa potrà succedere se questa epidemia dilaga nelle aule. E noi, nella nostra Regione, non abbiamo la possibilità di far fronte a questa emergenza. Basta vedere la sofferenza degli ospedali, basta vedere la disperazione anche degli operatori sanitari che non ce la fanno più a fronteggiare ogni giorno questa ondata di ricoveri. Aeroporto di Lamezia Terme, l'intervento dell'europarlamentare Laura Ferrara sul progetto del collegamento multimodale. Il progetto del collegamento multimodale fra l'aeroporto di Lamezia Terme e Catanzaro deve essere portato a termine, così l'europarlamentare Laura Ferrara, che torna ad occuparsi di un intervento definito strategico volto ad una migliore funzionalità del principale scalo aeroportuale calabrese. Il progetto del collegamento multimodale aeroporto di Lamezia Terme e Catanzaro Lido risente ancora di gravi ritardi. Tale progetto è assolutamente necessario allo sviluppo del principale scalo aeroportuale calabrese, per il quale già un'occasione è andata sprecata a causa dell'incapacità progettuale della Regione Calabria. Parliamo della nuova aerostazione. La Calabria non può permettersi di perdere anche il progetto del collegamento multimodale, che passa fra l'altro dalla stazione di Lamezia Terme Centrale e da Germaneto. Più volte ho sollecitato sulla stampa i gravi ritardi sul suo iter progettuale e le lacunose informazioni da parte della Regione Calabria sullo stato dell'arte. Proprio per questo motivo ho inteso chiedere alla Commissione europea se è a conoscenza di un cronoprogramma dettagliato sui tempi necessari al completamento dell'opera e sull'ammontare della spesa relativa al progetto e a valere sul POR 1420 che è stato già certificato. Quest'opera deve essere portata a compimento perché altrimenti sarebbe un'ennesima opportunità sottratta alla nostra terra. La cronaca, si allarga l'inchiesta Genesi che ha portato alla condanna in primo grado dell'ex presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro Marco Petrini. Adesso spunta un altro giudice indagato. Si allarga l'inchiesta denominata Genesi e che a gennaio dello scorso anno ha fatto emergere uno spaccato davvero inquietante su presunte condotte corruttive in atti giudiziari, in alcuni casi anche aggravate dalle modalità mafiose all'interno della Corte d'Appello di Catanzaro. Dopo la condanna in primo grado dell'ex presidente di sezione Marco Petrini a 4 anni e 4 mesi, la Procura di Salerno ha ottenuto una proroga di 6 mesi delle indagini. Nel fascicolo con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari risultano iscritti, oltre allo stesso Petrini, il consigliere della Corte d'Appello del capoluogo calabrese, il giudice Domenico Commodaro, fatti e circostanze che, secondo quanto si apprende, sarebbero avvenute a Catanzaro intorno al mese di febbraio del 2018. Su queste indaga la Procura per trovare riscontri anche alle parole dello stesso Petrini, che aveva fatto il nome di Commodaro con cui condivideva l'ufficio in Corte d'Appello. Dunque il nome del magistrato compare oggi nel registro degli indagati e l'ipotesi di reato anche in questo caso è di corruzione in atti giudiziari.
E la Procura di Reggio Calabria ha emesso 5 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di aver favorito la latitanza di Domenico Romeo. Era una vera e propria rete di protezione quella che ha favorito per 17 mesi la latitanza di Domenico Romeo, 41 anni, arrestato lo scorso febbraio a Santa Eufemia d'Aspromonte. Romeo era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di droga e mafia nell'ambito dell'operazione Buonvento Genovese. A distanza di poche settimane dal blitz dei carabinieri che aveva portato all'arresto del ricercato, i militari della Compagnia di Palmi, coadiuvati dai loro colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato 5 persone accusate di avere favorito la latitanza. Sono Biagio Versaci, 47 anni, arrestato insieme alla moglie Maria Francesca Cammaroto, 40 anni, i fratelli Antonino e Francesco Alvaro, rispettivamente di 22 e 23 anni, e Domenica Alvaro, 33 anni. Domenica Alvaro e i coniugi Versaci Cammaroto sono stati posti ai domiciliari. La Alvaro aveva messo a disposizione un suo immobile, mentre i coniugi Versaci Cammaroto avevano garantito gli spostamenti dei familiari di Romeo da e per il Covo e inoltre avevano custodito un prezioso, come viene definito dagli inquirenti, cellulare per facilitare le comunicazioni tra fuggiasco, familiari e forse altri sodali in affari di crimine. Antonino e Francesco Alvaro, che sono stati tradotti in carcere, avevano gestito il resto della latitanza di Romeo. Sono figli di Vincenzo Alvaro, classe 72, condannato nel processo Santa Fe, e nipoti di Antonio, coindagato di Domenico Romeo nell'operazione Buonvento Genovese. A loro e per la loro fedeltà alla cosca Alvaro, Romeo si era totalmente affidato. A Catanzaro adesso per la 26ª giornata della memoria e dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Minardi, Salvatore Barsalona, Giuseppe Zapputo. Nomi e volti di uomini, donne, tante donne e anche bambini che si trovano drammaticamente nell'elenco delle vittime innocenti delle mafie. Nomi che ogni anno si leggono ad alta voce in tanti luoghi d'Italia e del mondo, perché non si può e non si deve dimenticare. Quest'anno volevamo esserci, dopo uno stop dell'anno scorso che l'abbiamo fatto via social, quest'anno sentivamo proprio dell'esigenza di abbracciare i familiari. Ricordiamo le stelle, quelle vite innocenti spezzate dalla barbarie mafiosa. La mafia, dove c'è il periodo di crisi, si approfitta. A ricordare e rivedere le stelle è lo slogan che ha accompagnato la 26ª giornata della memoria della rete di Libera, che non si fa fermare dal Covid, ma che con senso di responsabilità ha pianificato un modo per esserci, per ricordare e farsi sentire. Per questo, il coordinamento provinciale di Libera Catanzaro ha scelto di trasmettere su Facebook l'evento tenutosi nell'anfiteatro del Parco della Biodiversità a Catanzaro. Maria Maisano, Pompeo Panaro. Voci sicure che celano però il dolore di una vita innocente che si è spenta. Istituzioni, familiari delle vittime di mafia, amici, studenti che danno con l'alternarsi delle loro voci di nuovo vita ai quei 1000 nomi all'incirca di vittime innocenti presenti in quell'elenco: madri, padri, figli. Calogero di Bona, Cesare Terranova. A Catanzaro erano presenti alcuni dei familiari delle vittime, nomi poco conosciuti all'opinione pubblica, e per questo è ancora più doveroso ricordarli, e altri invece che hanno fatto la storia del nostro paese, come il generale Dalla Chiesa. È giusto che tutte queste persone che hanno avuto la vita spezzata dalla violenza mafiosa abbiano la possibilità oggi di rivivere attraverso la nostra voce e dare un senso alla loro vita, al loro impegno, al loro sacrificio e anche alla loro morte. È una giornata di arrivo e ripartenza, una giornata di consapevolezza e riflessione collettiva, un inno al diritto fondamentale e primario della verità, diritto che appartiene alle vittime, ai familiari e a tutti. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio. Per la Serie A il Crotone perde in casa contro il Bologna, per la Serie B invece pari del Cosenza contro la Reggiana.
Il Cosenza pareggia in trasferta contro la Reggiana, 1-1 il risultato, i lupi in vantaggio al secondo minuto del primo tempo con la rete di Gliozzi. Poco dopo l'attaccante rossoblù per poco non trova il raddoppio, il suo tiro colpisce entrambi i pali. La Reggiana ha l'occasione per il pareggio al 35esimo con un tiro di Ardemagni, ma Falcone gli chiude bene lo specchio. Un minuto dopo l'attaccante Granata viene atterrato in area, la Reggiana chiede un rigore non concesso dall'arbitro. Nel secondo tempo la gara si ferma a 5 minuti per un infortunio a Gliozzi, momenti di apprensione per l'attaccante del Cosenza che, spinto da Ieti, cade a terra battendo la testa, esce dal campo in barella, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad una TAC. La gara riprende e al 75esimo la Reggiana pareggia con il gol dell'ex del Cosenza Varone. Il Cosenza sfiora il raddoppio con il tiro di Trotta all'ultimo secondo, ma la gara finisce 1-1. Questo pareggio serve, assolutamente. È normale che volevi vincere, stavi vincendo, quindi era importante portare i 3 punti, facevo un balzo avanti, ma devi guardare ciò che è la gara. Ripeto, lo scorso anno ero l'unico a crederci e se deve essere così io ci credo tanto e quindi devo combattere e lottare. Adesso la consueta rubrica dedicata ai libri a cura di Rosalba Baldino. Le giornate drammatiche che stiamo vivendo a causa della pandemia resteranno nei libri di storia. A raccontarle sono i medici, sono i sanitari, sono gli intellettuali. Al momento sono testimonianze di un presente diverso dal passato e diverso dal futuro e che ci permetterà di adottare un nuovo modello di vita. Il libro che oggi vi presentiamo va in questa direzione, lo fa con anche ironia e ringraziamo il collega Marcello Romanelli per aver effettuato questa operazione. Il libro si chiama E vissero tutti felici e distanti, edizione Rossini. Vi lasciamo con l'autore. Un libro in cui ho cercato di fare una sintesi o di mettere su carta un periodo particolare, il primo lockdown che ci ha chiuso in casa, un primo lockdown di terrore, di morte, un primo lockdown molto duro, un momento in cui è sceso un silenzio assordante per le strade, queste strade vuote, un lockdown anche romantico se vogliamo, con i canti dal balcone, questo aiuto che gli italiani si sono dati fra di loro, con le associazioni, con la voglia di aiutare quella persona, il prossimo, quella persona che stava più in difficoltà, una corsa di solidarietà enorme, anche con le donazioni, con tanta, c'è stato un fiume di vita nella morte di questo primo lockdown, da raccontare, indubbiamente da raccontare, e ho cercato di fare una sorte di diario partito dal 13 marzo 2020 e terminato nel 10 dicembre 2020. In questo libro sono contento di ospitare le fotografie di Rino Barillari, il mio amico paparazzo, The King of the Paparazzi, un libro misto fra cronaca e sociologia. Ci sono anche delle analisi, dei momenti particolari, insomma, fatte da un cronista che è sempre stato abituato a vivere in mezzo alla strada, che di colpo si è trovato in casa chiuso. Il meteo in chiusura. L'ormai imminente weekend sulla nostra regione sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa del transito di una robusta perturbazione. Il maltempo non risparmierà nessuna area della nostra regione, con la neve che cadrà a quote basse, ma solo sulla Calabria settentrionale. Da domenica pomeriggio inoltre si verificherà un nuovo ingresso di aria fredda che riporterà la neve a quote basse anche sul resto della regione. Domani ennesima giornata di maltempo con piogge diffuse su tutto il territorio regionale, localmente abbondanti sulla fascia ionica, con nevicate a quote basse su Pollino, Sila Greca e Valle del Crati, a quote più alte sul resto della Sila. Dal pomeriggio la quota neve sarà in graduale diminuzione e ricomparirà anche sull'Aspromonte.
Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti di direzione variabile, molto mosso a tratti agitato il Mar Ionio con venti dei quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.